A causa dell'emergenza Covid-19, nel comune di Palma di Montechiaro sono stati annullati i festeggiamenti laici e religiosi in onore della patrona Maria Santissima del Rosario. Lo ha comunicato oggi il sindaco Stefano Castellino in accordo con l'arciprete Don Gaetano Montana. Martedì 8 settembre alle ore 19 verrà celebrata una messa dedicata alla patrona con relativa consacrazione della città alla Madonna. Per il 2020, continua il sindaco Castellino, non ci saranno luminarie, processioni, spettacoli musicali e teatrali, né bancarelle e fuochi d'artificio e tutti quegli elementi che fanno da contorno ai festeggiamenti in onore della nostra patrona. La salute e la sicurezza delle persone, afferma Castellino, è e resta la priorità, così come il rispetto dei decreti ministeriali del Consiglio dei Ministri e di tutte le ordinanze. Siamo costretti pertanto quest'anno anche a rinunciare alla festa patronale, un anno di sacrificio per il bene di tutti, nell'augurio che se ci saranno le condizioni, affidandoci alla Madonna, festeggeremo la nostra patrona nel 2021 e grazie all'impegno di tutti i palmesi la festa sarà ancora più bella e coinvolgente. Poi anche una nota polemica, pochi giostrai hanno deciso di installarsi, continua il primo cittadino Castellino, malgrado siano stati informati che i festeggiamenti sono saltati, hanno montato le giostre su un terreno privato. Non condividiamo questa decisione, non l'abbiamo autorizzata e naturalmente vigileremo con molta attenzione se si dovessero creare assembramenti con relative contravvenzioni, così come è previsto dal decreto dell'ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci e anche dal sottoscritto.